Ciao a tutte e a tutti, Shmacherume Envate Zaza Kiser. Avete appena ascoltato una frase in lingua Zaza, che è la mia lingua madre. Tradotto in italiano vuol dire benvenuti a questa puntata sull'argomento della lingua Zaza. Lo Zaza è una lingua straordinaria non solo dal punto di vista identitario, ma soprattutto dal punto di vista linguistico, ontologico, storico e antropologico. È una lingua antichissima, risalente a migliaia di anni fa. Presente una distinzione grammaticale di genere maschile e femminile. È in larga parte monosillabica, una caratteristica fondamentale nelle lingue arcaiche. È parlato oggi da circa 15 milioni di persone ed è localizzata prevalentemente nell'Anatolia orientale, nell'attuale dell'Est Turchia. Una delle peculiarità più rilevanti della lingua Zaza risiede già nella sua stessa denominazione. Il termine Zaza non è affatto casuale, ma racchiude una struttura semiologica, fonetica e semantica che consente di intuire la natura arcaica e primordiale di questa lingua. Dal punto di vista linguistico preistorico, Zaza è costituito dalla ripetizione di una monosillabica arcaica. La duplicazione sillabica rappresenta un fenomeno tipico delle lingue originarie nelle quali la sillaba sul piano fonetico-semantico veicolava una molteplicità di significati fondamentali. In tali sistemi linguistici arcaici ogni concetto essenziale era espresso in forma monosillabica prima dello sviluppo di strutture morfologiche complesse. La sillaba di riferimento è za o sa, la cui duplicazione genera le forme sasa o sasa. Tracce di questa radice sono rintracciabili in diversi contesti storico-linguistici. Il termine Sassari, ad esempio, toponimo italiano conservato anche nel sassarese, riflette la medesima struttura fonetica. Analogamente il nome dell'impero sassanide nell'antica Persia rimanda alla stessa sillabica, inserendosi nel contesto culturale e spirituale del periodo zoroastriano. In epoche successive la forma Sasa compare in diverse lingue come nome proprio, titolo onorifico o appellativo nobiliare, spesso associato a figure di autorità, sapienza o sacralità. Sul piano semantico, la sillaba sa o za rimanda a concetti fondamentali quali la sapienza, la conoscenza e la nascita. Non è casuale che il termine latino sapientia trovi la propria radice fonetica nel suono sa, elemento arcaico che precede la strutturazione grammaticale delle lingue storiche. La sillaba esprime inoltre l'idea di origine, generazione e inizio vitale. In questa prospettiva il termine Zaza può essere interpretato come una vera e propria frase arcaica condensata, il cui significato profondo è la nascita della sapienza, o viceversa. Esso allude simbolicamente al momento in cui il sapere umano emerge attraverso il linguaggio. Prima della parola articolata, l'essere umano viveva prevalentemente in una dimensione istintiva, non dissimile da quella animale. È con la nascita del linguaggio che l'uomo accede alla coscienza, al pensiero simbolico e alla conoscenza. Molti linguisti storici e archeologi hanno tentato di rispondere a una delle domande più complesse della storia umana. Qual è l'origine delle lingue? Esiste davvero una lingua madre, una fonte primaria da cui derivano tutte le altre? Dal punto di vista della scienza ufficiale, questa domanda rimane ancora aperta. Non esiste una risposta definitiva perché mancano prove materiali sufficienti. Tuttavia, dal mio punto di vista, questa origine è definibile. Io posso affermare che un'origine delle lingue esiste e che questa origine coincide con un momento preciso della storia umana, l'inizio dell'agricoltura, cioè il Neolitico, circa 15.000 anni fa. Comprendo i limiti dei linguisti storici e degli archeologi. La scienza e l'accademia lavorano sulla base di prove scritte, reperti materiali, iscrizioni. Ma qui emerge un limite strutturale. Si possono studiare molte lingue antiche, ma nessuno ha realmente conosciuto e analizzato a fondo la lingua Sasa. E senza conoscere lo Sasa è impossibile comprendere la struttura della prima lingua umana. In qualità di scrittore e poliglotta posso confermare che l'origine della lingua non è un'ipotesi astratta, ma una realtà strutturale. Tutte le lingue derivano da una fonte comune e lo Sasa possiede tutti i requisiti tecnici, semiotici, fonetici e semantici per essere considerato un ponte per arrivare a quella fonte.
Attraverso lo Sasa ho compreso che l'essere umano entra nel Neolitico con una lingua già estremamente evoluta, quasi come se fosse una vera e propria accademia naturale del linguaggio. Successivamente, con la nascita delle tribù, le migrazioni e le separazioni geografiche, questa lingua originaria si frammenta, dando origine a nuove lingue e nuove culture. Secondo le mie ricerche, gran parte dell'umanità deriva da un'unica lingua madre neolitica. Nel corso di circa 15.000 anni l'uomo sviluppa centinaia e migliaia di lingue e sistemi culturali differenti. Tuttavia, la struttura di base di ciascuna di esse resta collegata a quella lingua originaria. Lo Sasa, grazie alla sua tecnica linguistica interna, ci consente di comprendere in modo estremamente dettagliato come fosse costruita quella lingua primordiale. La maggior parte degli storici, linguisti e archeologi ha concentrato i propri studi esclusivamente sulla scrittura, segni, pittogrammi, geroglifici, tavolette e iscrizioni, ma raramente ci si pone una domanda fondamentale. Se non fosse esistito il linguaggio parlato, come sarebbe potuto nascere la scrittura? Questa è una delle chiavi decisive per comprendere il mondo antico. La prima lingua umana era così potente e strutturata da vivere esclusivamente nella dimensione orale. Il Neolitico copre circa 15.000 anni di storia, mentre la scrittura compare solo molto più tardi, con i Sumeri, circa 6.000 anni fa. Questo significa che per almeno 7-8 mila anni la trasmissione del sapere umano è avvenuta unicamente attraverso l'oralità. Lo Sasa è, ancora oggi, una lingua eminentemente orale. Non nasce per essere scritta o letta, nasce per essere ascoltata e pronunciata. Ed è proprio questa sua natura orale che la rende una testimonianza vivente della lingua madre del Neolitico. In poche parole vorrei proporre un'analisi del valore semantico multiplo di due unità monosillabiche della lingua Sasa, ro, ma. Dalla combinazione di queste due unità deriva una forma che coincide con il toponimo Roma, attestato già in epoca antica per designare l'attuale città di Roma. In ambito latino tale toponimo è tradizionalmente associato all'espressione Mare Nostrum, a indicare il rapporto centrale e identitario tra la civiltà romana e al Mediterraneo. Analisi del valore polisemico della prima unità monosillabica della lingua Sasa, Ro. Ro, mare, mare bianco, rospi, ro, presto, la mattina presto, sersverrora, ro, vecchio, questo è molto vecchio, anzaf rowin, ra, addrizzarsi, alzarsi, è stato addrizzato, biurra, ra, sdraiarsi, ti sei sdraiato, tkot arra, ra, dormire, hai dormito bene? Tholkot ra? Ra, fermentazione. L'impasto è lievitato? Miro morà? Ra, preposizione, ovvero in Sasa postposizione. Vengo da Roma. Es Romarayen. Ru, olio. Non mettere tanto olio. Ruzaf Gmek. Re, superficie. Superficie della terra. Ri-art. Ri, faccia. Ti sei lavato la faccia? Tu rihuscet? Ri, parte. La parte interiore. Riserid. Passiamo ora all'analisi del valore polisemico della seconda unità monosillabica della lingua Sasa, ma. Questa unità riveste un ruolo centrale nel sistema grammaticale dello Sasaki, in quanto esprime il valore della prima persona plurale sia in funzione pronominale sia in funzione possessiva. È importante sottolineare che indipendentemente dal tempo o dal modo verbale, presente, passato, futuro, imperativo, congiuntivo, condizionale e così via, il concetto semantico di base rimane invariato e si realizza in modo coerente e sistematico all'interno di tutte le strutture verbali. Ma, pronome personale, noi. Noi siamo arrivati. Ma o mei. Ma, pronome possessivo, nostro. La nostra casa, Kema. La nostra lingua, Zunma. La nostra origine, Hasselma. I nostri antenati, Pirikma. Le nostre parole, Vatema.
Alcune forme verbali. Siamo stati felici, ma bisce. Abbiamo fatto, ma che. Facciamo qualcosa, ma jecibek. Parliamo un po' di lui, ma bnei qalbek. Viviamo in una città meravigliosa, ma io bajar zafran djie. L'analisi di Ro e Ma evidenzia come la lingua Sasa utilizzi unità monosillabiche ad alta densità semantica e funzionale caratterizzata da polisemia e stabilità concettuale. Questo esempio mostra un sistema linguistico, economico e coerente, tipico delle lingue arcaiche a forte tradizione orale, e costituisce un ponte di partenza per comprendere strutture linguistiche più ampie e complesse. Per chi desidera andare oltre le interpretazioni superficiali della linguistica storica e intraprendere un percorso di comprensione profonda delle origini del linguaggio umano, tutte le ulteriori strutture, i dettagli fonetici e semantici della lingua Sasa, così come l'evoluzione graduale e ascendente del linguaggio dell'Homo sapiens, sono sviluppati in modo sistematico nel mio libro La lingua madre di Sapiens. Questa opera non si limita a descrivere una lingua, ma propone una vera e propria rilettura del processo attraverso cui l'essere umano ha trasformato il suono in pensiero, il pensiero in coscienza e la coscienza in civiltà. Attraverso un approccio interdisciplinare che intreccia linguistica arcaica, antropologia, filosofia del linguaggio e analisi simbolica, il libro invita il lettore a riconsiderare ciò che crede di sapere sulle origini della parola e del sapere umano. La lingua madre di Sapiens non è soltanto un testo di studio linguistico, è una sfida intellettuale, un viaggio alle radici della sapienza e è una chiamata a riscoprire il momento esatto in cui l'uomo smette di essere solo istinto e diventa parola. Resto inoltre disponibile, qualora se ne presentasse l'occasione, a partecipare a incontri, presentazioni o momenti di confronto dedicati a queste tematiche, sia in ambito accademico sia attraverso i canali di comunicazione digitale e associazioni. Tali occasioni rappresentano uno spazio naturale per approfondire i contenuti della ricerca, chiarire i presupposti teorici e favorire un dialogo fondato sul metodo scientifico. Ogni iniziativa orientata allo studio, alla divulgazione e alla riflessione critica sul linguaggio e sulle origini sarà accolta con interesse e apertura. Oggi è l'ultimo giorno dell'anno 2025. Buon anno nuovo!